Andiamo quindi a vedere l'esito dei 6 minuti di qualifiche del Johnny Trash Birthday. In quinta fila, decima posizione per il sempre positivo Alessandro Benvenu, alias Bembe5. Lo precede in nona posizione Elena 13. Quarta fila, Trama 10 in ottava posizione. Davanti a lui Cristian 92, terza fila, Crio 84 in sesta posizione. Quinta posizione per il giovane Filippo Forin, quindi a precedere Nicola Lazzarat. Accanto a lui Tab Sotto, Rudy Tabarro. Ed ecco la prima fila. Seconda posizione per Artemio Vegna 7 ed in pole position Johnny 3. Il festeggiato. Ecco il Marshall che fa segno a Johnny 3 di avanzare. Ed eccoli inquadrati prima del via. Vediamo Johnny 3 che prima di abbassare la visiera scambia qualche parola festosa con gli altri piloti. Tutto è pronto? Si spengono le luci, partono le vetture, buona la partenza di... Ve la racconto io a parole com'è andata la partenza della gara del Johnny Trash Birthday. Partono tutti bene. Artemio Vegna 7 si fa sotto, sorpassa tutti, va a prendere Johnny 3 e conquista la prima posizione. In quel momento in Johnny 3 si accende la miccia. Vediamo ci sono dei kart davanti a Johnny 3. Vedremo di chi si tratta di Trama 10 che va a frenare verso il nuovo tornantino. Si è girato purtroppo un kart, avete visto sulla sinistra si è girato un kart. Andiamo alla staccata della Pomodoro, vediamo se Johnny 3 tenta il sorpasso verso Trama 10, prova alla Pomodoro di sinistra, un incrocio e sta sempre in scia, passa in questo momento sotto il tabellone dell'arrivo. Vediamo all'esterno, si tenta tutto all'esterno verso la staccata della curva Sergio. Johnny 3 bene, in uscita si va verso curva Francesco, si prende la curva Nicola, adesso sulla sinistra staccata verso di nuovo all'Amerigo. Vediamo controsterza leggermente, il grip non è dei migliori, un po' di umidità verso sera. Curva Paola in questo momento sulla destra, il tornantino che dà alla nuova variante di Chioggia Kart 2019. Vediamo che va a premere tutto sull'acceleratore, si è girato un altro kart, si tratta di Christian Crio 84, purtroppo si è girato prima dell'arrivo, speriamo che possa rientrare in gara il più presto possibile per disputare una bella gara. Vediamo battaglia tra Bembe e Rudy Tab Sotto. Vedete Tab Sotto in questo momento, Tab Sotto che sta affrontando l'Amerigo un po' larghetto, ecco che frena verso curva Martina, va in uscita, va in blocco di curva Paola in questo momento. Johnny 3 sta guadagnando qualcosina, è in un tris di kart, c'è Elena 13 davanti a lei, un altro kart, segue Tab Sotto determinato, vedete esce, la prende molto larga la Pomodoro di destra. Johnny 3 si infila su Tab Sotto che aveva visto uno spazio, si gira in questo momento Elena 13, c'è un leggero contatto perché Johnny 3 prova il sorpasso, Elena 13 all'interno, lui Tabs all'esterno, molto bene anche Johnny 3 in questo momento che insegue Tab Sotto e ha sorpassato in questo momento Elena 13. Vedremo come sarà la bagarre tra Tab Sotto e Johnny 3. Si arriva in questo momento alla curva Paola, vedremo un po' Johnny 3 all'interno, Tab Sotto all'esterno, curva. Vedremo in uscita linee diverse tra i due piloti padovani, tra il pilota di Corezzola e il pilota di Campagnola. Tensione un po' largo qui, infatti doveva prenderla un po' più larga. Tab Sotto l'ingresso della Pomodoro, vedremo il sorpasso qui, si strada di Crio 92, wow, grandissimo sorpasso. Ma che sorpasso ha fatto Tab Sotto su Johnny 3? Ok, non voglio esaltarla, però sembra quasi Mika Hakkinen su Michael Schumacher a Spa su Zonta. Pazzesco, un pilota da una parte, l'altro pilota dall'altra. Hakkinen che mi sembra più vicino questa volta, sceglie una c'è Zonta di mezzo all'interno, lo decide di passare, Hakkinen ce la fa. Wow, sorpasso epico da parte di Tab Sotto su Johnny 3. Ecco Johnny 3 che prova il sorpasso a sua volta su Cristian 92, ci riesce all'interno qui su curva Nicola, tocca il cordolo, va a prendere a sua volta l'Amerigo, una doppia a sinistra. Ecco Tabs invece che finisce l'Amerigo e si fionda verso curva Paola. Sono 2 decimi di secondo che separano i due piloti di Campagnola e di Corezzola. Il nuovo tornantino di Chioggia Kart 2019, esce Tab Sotto, esce Johnny 3
dietro esce Christian 92 alla staccatona all'interno, difende la traiettoria all'interno. Tab Sotto pensava che ci fosse già il sorpasso di Johnny 3, ma è distanziato di una ventina di metri di Johnny 3 su Tab Sotto, che tenta di difendere a sua volta all'interno, ma grave errore perché ha perso velocità. Ecco una sfiammata dalla marmita di Tab Sotto. Vediamo come sono carichi i due piloti patavini. Ecco Johnny 3 che prova un sorpasso all'interno sulla curva Amerigo di sinistra. Attenzione, un incrocio di traiettoria ancora da parte dei due piloti con maglia e canotta rossa. Wow, vediamo il tornantino rosso. No, purtroppo Tab Sotto si è girato, ma c'è già un kart davanti a Johnny 3. Vediamo di chi si tratta. Di Christian 84, Cri 84, prova il sorpasso, viene data una bandiera gialla. Quindi vediamo se il monitor segnala. No, non viene segnalata più bandiera gialla, quindi il sorpasso può avvenire. Rispettato la regola in questo momento Johnny 3, sorpasso trattato, ricordiamo, con bandiere gialle. Bandiera blu significa favorire il doppiaggio di un pilota che segue. Bandiera rossa, gara sospesa. Bandiera scacchi, fine della gara. Ecco Johnny 3. Ritorniamo con la cronaca del Johnny 3's Birthday. In questo momento va a prendere la nuova variante di destra, esce variante di sinistra e il cordolo sulla destra nuovamente alla staccatoni in questo momento della Pomodoro. Controstessa leggermente, apre un po' la mano sinistra, forse un leggero crampo sulla mano sinistra del pilota di Campagnola. In questo momento va a toccare il cordolo per prendere tutta la velocità possibile per affrontare curva Sergio, curva Bolza in questo momento, curva Francesco, giù tutto il piede sul gas. Seconda posizione, si trova sempre. Wow, cosa ha evitato? Ma cosa ha evitato Johnny 3? Andiamolo a rivedere. Le sue parole sotto il casco furono: San Manuel da Campagnola. Ha evitato un contatto che era quasi scritto. Riflessi promossi. Wow, ma cosa ha evitato Johnny 3? Cosa ha evitato Johnny 3? Che riflessi questo ragazzo, complimenti. Ha evitato una collisione quasi fatta contro Lazza 6 all'uscita della curva Amerigo. Speriamo che nessun altro pilota abbia avuto un contatto con Lazza 6 e che Lazza 6 appunto non si sia fatto male girandosi all'uscita dell'Amerigo con il suo kart, e che possa prendere nuovamente parte a questa gara emozionante ricca di sorpassi e controsorpassi, perché Lazza 6 evidentemente stava battagliando con Tab Sotto per il podio, quasi sicuramente. Eccoci ritornati con Bembe in questo momento che esce dalla Amerigo, va a affrontare curva di destra, attenzione curva Martina, esce, vede Johnny 3 dietro di sé, si lascia da parte perché evidentemente doveva essere sventolate bandiera blu e quindi Bembe rispetta le regole. Vediamo in questo momento alla staccatona, starà staccando anche in questo momento Bembe 5 perché affronterà anch'esso la staccata della Pomodoro. Linea del traguardo per Trama 10 e Johnny 3 in questo momento all'esterno su Trama 10. Si va a staccare verso curva Bolza, molto bene all'interno, tocca il cordolo, in uscita verso curva Francesco. Andiamo a vedere se Johnny 3 riuscirà a prendere Gianluca Bertin. Artemio Vegna 7 per il Johnny 3's Birthday, un po' largo qui su curva Martina, non tocca il cordolo. Abbiamo due kart davanti a Johnny 3, vediamo. Ma no, dai, lo so, avrai reagito così a quella staccata perché volevi vedere come sarebbe andata a finire. In questo video abbiamo visto un mucchio di cose cambiare. Artemio Vegna 7 è diventato lui il leader della gara, Johnny 3 sempre lo tampina. Tab Sotto ha fatto un sorpasso epico su Christian 92 e Johnny 3 all'esterno. Bembe 5 sarà riuscito a togliersi di dosso l'ultima posizione in classifica. L'unica donna partecipante in gara, Elena 13, che gara avrà fatto? E Forin 15, il più giovane pilota in pista, sarà riuscito a regalarci qualche sorpresa? Facciamo così: se tu lasci un bel mi piace, ti iscrivi al canale,
Ma lo vogliamo far crescere questo canale? Tu hai appena visto un contenuto in cui per crearlo ci ho messo ore. Quindi ti chiedo due semplici cose. La prima, il mi piace a questo video. La seconda, l'iscrizione al canale. Ti ripeto, sono cose gratis in cui ci metterai non più di 8 secondi. Ma queste due cose mi gratificherebbero per l'impegno svolto. Ti ringrazio. E condividi il video con qualche tuo amico, amica che come te piace il motorsport e in principal modo i go-kart. Io tra qualche giorno ti porto le immagini finali della gara con anche le interviste a caldo e saranno sicuramente divertentissime. Io muoio. Anche a me, muoia con moia. Te lo assicuro. Ignoranza. Intanto un saluto da Johnny 3, Manuel Cosimo Muglia e ci vediamo al prossimo video. Dai che andiamo!